Riparte senza grosse difficoltà il cammino della Prosecco d'Occhi Mocovolley Conegliano, che dopo il KO infrasettimanale contro Firenze e la chiusura della striscia record di 76 vittorie consecutive, travolge una dimessa Bartoccini Fortinfissi Perugia per 3-0, approcciando nel modo migliore al Tour de Force, che adesso la vedrà impegnata in giro per l'Europa, tra Champions e Mondiale per club. Liberate dal peso di dover continuamente aggiornare il primato di imbattibilità, le Pantere, in versione rosa per motivi di sponsor, si ripresentano al palaverde meno tirate e più sorridenti e in una versione molto vicina a quella titolare dimostrano di essere ancora, sempre e comunque, la squadra da battere. Sulla metà campo di Perugia invece coach Cristofani decide di utilizzare l'impegno con le campionesse di tutto per fare qualche esperimento, concedendo un turno di riposo a Guerra e Diouf, sostituite da Melli e Diop, e dal secondo set anche a Sirressi, rimpiazzata dalla giovane Rumori. Ne viene fuori una partita che nel primo e nel terzo parziale, chiusi entrambi 25-13, di fatto non ha storia, mentre nel secondo la Bartoccini va vicina a giocare un brutto scherzo a Limoco. Le magliette nere sono brave a recuperare da 17-13 fino al 22 pari, con Bauer, entrata al posto di Nwakalor, e con Avelkova, che chiude il punto più combattuto della partita. Ma sul più bello, Vučkova stampa uno dei 5 muri del suo match, e poi è Egonu a chiudere 25-23. Nel terzo set c'è spazio anche per Frosny al posto di Egonu, con Plummer che mette il sigillo alla sua grande partita con 17 punti e il 72% in attacco, e De Graaf che si prende il titolo di MVP con 10 punti, di cui 3 ace e 2 muri. Il sogno di Valle Foglia di mettere in difficoltà Novara è durato lo spazio di un set, il primo. Man mano poi che le Igorine si sono sciolte, la partita ha smesso di essere equilibrata. Abbiamo assistito a due parziali a senso unico. Bella la partenza della squadra neopromossa con Bielica e Kosceleva pronte a martellare senza timori reverenziali. Contratta invece la formazione allenata da Lavarini, che ha dovuto fare a meno di Washington e di Hancock fuori servizio. Battistoni però alla lunga non ha fatto di certo rimpiangere la palleggiatrice americana, ma ci ha messo un po' per carburare e entrare a pieni giri. E poi determinante nella prima frazione è stato anche l'apporto del video check, un vero e proprio festival del replay che ha dato ragione alle padrone di casa in due occasioni determinanti, compreso l'ace finale di Bosetti per il 27-25. Poi, come detto, c'è stato un monologo delle padrone di casa, spinte dalla solita Karakurt con un airbots che è andata in netto crescendo, tutte ispirate e chiamate in causa da una buona Battistoni, ed è proprio l'opposto turco di Novara a chiudere la seconda frazione, prima con un muro e poi con un attacco in diagonale. Valle Foglia perde fiducia sotto per 2-7-0, resiste solo Jack in pratica, la quale si mette in mostra con una serie di muri punto. A proposito di centrali, è Bonifacio a mettere la parola fine a questo match con un primo tempo vincente 3-0 per Novara contro Valle Foglia, 27-25, 25-16, 25-17 i parziali. Le piemontesi restano a 6 punti di distanza da Conegliano, che è in vetta, ma con 2 partite in meno, mentre Valle Foglia resta 11ª perché hanno perso tutte le squadre di bassa classifica in questo turno di campionato. La Reale Mutua Fenera Chieri torna al successo pieno dopo 2 vittorie al tie-break consecutive. Contro Volley Bergamo finisce 3-1 in favore delle piemontesi che, nonostante una partenza ad handicap, riescono a ribaltare l'incontro mettendo sul piatto una prova di carattere, dimostrando di saper lottare anche con le spalle al muro. Con un set vinto a testa nel terzo parziale, Bergamo infatti, dopo aver vinto il primo set meritatamente, non ha saputo sfruttare ben 5 palle set nel secondo parziale, mandando alle ortiche la possibilità di assicurarsi quantomeno un tie break. Le ragazze di Bregoli si sono rivelate più lucide e ciniche e con il risultato di 31-29 si sono portate a casa il parziale. Quella maratona nel secondo set è stata la vera chiave dell'incontro, perché da quel momento Chieri è cresciuta notevolmente, mentre dall'altra parte della rete Lode e compagni hanno perso smalto. Le Orobiche sembrano aver accusato il colpo e nel quarto set Chieri domina in lungo e largo, portandosi a casa il parziale per 25-17, chiudendo l'incontro 3-1. Un successo importante per le collinari, che tornano dunque alla vittoria da 3 punti dopo 2 successi al tie break. Gli opposti non si attraggono e ad una Cuneo trascinata da Lucille Gichel non corrisponde una Casalmaggiore troppo ondivaga con Polina Raimova. Le certezze della Bosca San Bernardo hanno la meglio sugli alti e bassi di una VBC Trasporti Pesanti, che perde in casa lo scontro diretto con le piemontesi, tornate così vicinissime alle rosa in classifica.
La 10ª giornata a Cremona si apre con i sestetti titolari in campo. Martino Volpini conferma le vincenti di Trento una settimana prima. Andrea Pistola ridà fiducia alle combattenti dell'ultimo periodo cuneese. Ne esce un parziale iniziato bene da Casalmaggiore ma ribaltato dalla Bosca San Bernardo. Sara Caruso, spedita sotto rete in corso d'opera, diventa un fattore e con un turno al servizio eterno manda in tilt la VBC. Si passa dal +6 rosa ad un break 9-1 ospite. Il ribaltone si completa col 24-26. Canovaccio analogo nel secondo set ma a parti invertite. L'inerzia la gira la Trasporti Pesanti e il 26-24 vale l'1-1 al Palaradi. Con Cuneo le maratone sono dietro l'angolo ma il terzo periodo è una pratica sin troppo breve. La VBC non trova energie residue in Raimova, Gichel diventa esplosiva. Si chiude 17-25 e ci si prepara ai fuochi d'artificio di un quarto set adrenalinico. Lo vince la Bosca San Bernardo, capace di gestire il finale punto a punto e col 26esimo sigillo dell'opposto francese fa 23-25, 1-3 sul tabellone e 3 punti in classifica recuperati proprio a Casalmaggiore. Scandicci esce con 3 punti dalla trasferta a Roma, ma ha dovuto sudare e non poco per poter portare a casa il risultato pieno. Determinante in questo 3-1 ottenuto dalla formazione di Barbolini l'apporto in attacco di Natalia, che ha chiuso con ben 23 punti all'attivo, e in difesa del libero Castiglio, che ha riportato percentuali stratosferiche in ricezione, 82% di positiva e 76% di perfetta. C'è la mano di queste due giocatrici nel primo set, che ha visto la Savino del Bene andare al cambio di campo con un 25-21. Molto combattuta la seconda frazione con il 25-23 finale siglato da Natalia, e chi se non lei vera protagonista nella cornice maestosa del Palaeur. Ma da questo punto in poi inizia davvero un'altra partita. Roma non si scoraggia e anzi mette in netta difficoltà le proprie avversarie. Klimets e Stigroth cominciano a passare con continuità. Barbolini cerca di trovare qualche accorgimento ma i cambi non danno la scossa. E così si va al quarto set dopo l'affermazione dell'acqua e sapone nel terzo per 25-18. Il quarto e ultimo set è stato indubbiamente il più spettacolare e combattuto. Roma ha avuto 4 possibilità di portare l'incontro al quinto e invece è stata Scandicci a vincere per 29-27 questo parziale lunghissimo e ricco di colpi di scena. Con un muro composto da Pietrini e Bia si chiude una sfida che consente alle toscane di rimanere agganciate al treno delle squadre che lottano per il terzo posto, mentre Roma, che ha fatto indubbiamente una buona prestazione, rimane 12ª, un punto sotto Bergamo e Valle Foglia che la precedono. Quinta vittoria di fila, la 7ª stagionale per il Vero Volley Monza di Marco Gaspari, capace di superare 3-0 il Bisonte Firenze in una partita sempre a senso unico. Le rosablù hanno impiegato poco meno di un'ora e mezza per conquistare 3 punti fondamentali e issarsi in terza posizione solitaria. All'Arena di Monza Firenze non riesce a ripetere l'esploit di Conegliano, soprattutto perché la formazione brianzola è stata brava a leggere meglio tatticamente la partita. Difesa costante, 14 muri in 3 set e un servizio efficace sono state le armi devastanti per il Vero Volley Monza per battere il Bisonte Firenze, in grado di contrastare le padrone di casa solo nel secondo set. Le accelerazioni di Stisiak, Davischiba e Vanecke hanno incanalato la partita su un unico binario, anche perché la correlazione muro-difesa è stata in grado di neutralizzare Noakalor e disinnescare le bocche da fuoco toscane. I muri di Candi e danesi, al limite della perfezione, e la regia sempre intelligente di Orro hanno permesso al Monza di controllare la partita e lavorare anche in ottica Champions League. Infatti, tra le notizie positive in vista della sfida casalinga di mercoledì sera contro il Mulhouse c'è anche il ritorno in campo di Lazovic, una giocatrice che con la sua esperienza e talento può impreziosire il valore del Vero Volley Monza. La Delta Despar Trentino lotta fino all'ultimo, ma non basta, perché alla fine a vincere la Unity Busto Arsizio. Le farfalle vincono al tie break portando a casa 2 punti d'oro per come si era messa la partita. Le Bustocche infatti sotto 2-0 con le spalle al muro sono state brave a non perdersi d'animo, limitando i danni e assicurandosi 2 punti preziosi per la classifica. Un match molto più equilibrato rispetto alle attese, con le padrone di casa che hanno davvero dato filo da torcere alla quarta forza del campionato. Un match a 2 volti, quello del Palatrento, con le ragazze di Bertini semplicemente perfette nei primi 2 set, grazie anche ad evidenti demeriti delle ospiti, e poi netto calo dal terzo parziale in poi.
Dopo i primi 2 set dominati, grazie alle prove monstre delle centrali, ad un servizio incisivo ed una concretezza in attacco, Berti e compagni hanno dovuto patire il rientro di Busto, che sistemata la ricezione ha piano piano iniziato a carburare, cambiando letteralmente volto. Gray ha iniziato a salire di colpi in attacco, Mingardi, top scorer con 22 punti, e Lucia Bosetti hanno fatto il resto. Terzo e quarto set dominati dalle Bustocche a 16 punti e quinto set, seppure combattuto, gestito dalle ragazze di Musso. La Unity War Booster Sizio si salva dunque tornando a casa con 2 punti pesanti, per Trento invece un punticino che non può che rappresentare un piccolo stimolo in vista delle prossime sfide.